La vigilia di Natale sono le 16 meno un quarto. Sto cominciando a preparare la pasta per scacciare, è quasi pronto, sto guardando. Qui abbiamo il formaggio, mozzarella, prosciutto, patate, cipolla, condimento misto di vari tipi, spinaci, tuma e olive. Va bene. Avanti, qui c'è la tavola tutta fatta, tutta pronta. Qui c'è la farina per impastare, qui c'è la pasta che si sta cominciando a completare. Ancora altri 10 minuti e siamo quasi pronti. Poi verso le 4, quando finisco qua, la preparo qua la pasta, verso le 4 e mezza comincio a fare le scacciate, alle 5 comincio 5 e mezza comincio a accendere il forno e poi sta un'ora a riscaldare e poi li inforno. Penso prima delle 8 dovrebbe esserci tutte cose pronte. Vabbè. Allora sono le 16:10. Fra un po' ho messo la tavola per il pane e poi già ho finito, ho pulito la macchina per impastare che è là, coperta. Qui c'è il pane di impasta che sta riposando, lo faccio riposare un'altra mezz'oretta e poi comincio a fare le forme sia per le scacciate e sia anche per il pane. E qui sempre abbiamo il condimento, va bene. Ok, poi verso le 5 e mezza, su per giù comincio a accendere il forno. 5 e mezza, 6 meno un quarto, vediamo. E poi comincio un'ora di riscaldamento del forno e poi comincio, anzi ora vi faccio vedere il forno. E qua c'è il forno, che aspettate lo accendo. Se ci sono i legni pronti. Va bene, avanti. Sono le 5 e mezza. Sto preparando l'ultima scacciata. Sono vicini alla casa. Così accendo il forno e si va poi in qua ci sono 1, 2, 3, 4, con questa qua facciamo 5 scacciate e là c'è il pane. Forse il signor Un paio di colcellato. cui si nasconde. Potrebbe essere quello. Signora Jean, voi siete l'unica in grado di farlo uscire. Poi ci mettiamo i wuster, ci facciamo dei bambini. I wuster, Signor Yuan, sono Jean. prosciutto, formaggio. Bello, questa la facciamo bella piena. Signor Yuan Zhen. Spinaci, uovo. Mettiamo, bello, come se fosse una bella carricciosa. Signor Yuan Zhen. Non credi che forse Vabbè. siamo nel posto sbagliato? Viene. Signor Yuan Zhen. La creatura! Facciamo le cariche di punto arti marziali. Bella piena, tutti i pezzi di prosciutto, di formaggio, un bel mischio di cose. Questi sono Yuan e Tianchi! Yuan e Tianchi! Facciamo. Yuan, sì! La andiamo a posizionare sopra la scacciata, andiamo a chiudere, a sigillare tutta la scacciata, facciamo qualche buco così si esce l'aria. Povero Yuan Zhen. Cosa gli è Comprimiamo un successo? pochettino così. Cambiamoci il suo aspetto, ma anche la sua stessa. E si comincia a girare. Dubito che sia una malattia. Si gira Credo piano che sia piano, stato così, infettato con dei parassiti. ma Come perché dei parassiti. che la scacciata si Adesso mi chiude ha insegnato a bene. trattare le infestazioni comuni. Ma in Si questo gira caso è piano davvero piano, strano. Che animali sono? Sono come insetti molto piccoli, così. pressoché invisibili.
Quando entrano in un corpo, ne prendono subito il controllo, Bello, si gira. causano dei profondi cambiamenti. Credete che Iwan morirà? Per questo caso io dovrei consultare il mio maestro. Andiamo a fare poi un paio di fuori così con la forchetta. Andiamo a chiudere, a sigillare così. Ho aspettato così tanto per poter stare ancora con voi. No. Questo lo andiamo a mettere qua, La vostra Jean sarà con così voi poi sarà pronta per prenderla. Tutto il vostro aspetto, voi con la sarete maletta sempre del il mio forno. Iwan. Va bene, ora andiamo a coprire tutto. Ma non dovete fare per prima. me, erano certi. Vi supplico. Loro sono qui per aiutarmi. Questo lo tolgo. Va bene. Un attimino che mi lavo le mani. Mi asciugo le mani. Ora accendo il forno. E poi verso le 6:30 cominciamo a infornare. Va bene, no? Questo lo mettiamo nel frigo, quindi già è in più. Questo lo posiamo. Possiamo pensare. Ora le copriamo, schiacciate. Mettiamo qua. Così sono belle pronti. Li spostiamo. E ora le copriamo tutti qua. Sono per 5 schiacciati. Allora, questi sono 5 scacciate. Questo è il fatto che stiamo poco fa, tutto prosciutto, formaggio, giusto, insomma, misto. Questa qua è con la tuma, tutto con la tuma, questa con gli spinaci, queste tutte patate, cipolle e formaggio. E questo è tutto anche con le patate, e cipolla e olive. Sono in tutto 5. Va bene, e qua c'è il pane che sta lievitando. E ora c'è il pane che sta lievitando. E ora c'è il pane che sta lievitando. Vabbè, lo copriamo. Vabbè, avanti. Dopo poi vediamo tutto. Ciao. Allora, alle 6:20 sarebbero alle 17:40, ho acceso il forno. Sono quasi -10. Già sta dando tutto bene. Ora lo lascio per un'ora, poi lo giro un po' di qua, un po' di là. Vabbè, qui le palette sono pronte. Vabbè. 18 e un quarto. Il forno è quasi tutto riscaldato, come potete vedere, qua è già tutto quasi bianco. Vabbè, ancora lo faccio riscaldare. E adesso le 7:10, 7:10 c'è il forno. Vabbè. Sono le 7:20 quasi, il forno è quasi pronto. Ora lo lascio 10 minuti tutto spasso qui nel forno uniforme, così si riscalda. Ci ho messo un rametto, si brucia, lo lascio stare, poi lo pulisco e involno le cose. Vabbè. Le scacciate sono quasi pronti. Il pane, come già potete vedere qui, il pane è già tutto lievitato, bello lievitato. Questo che ho conservato qua è il lieve tomato, vedete come ho messo un pochettino di sale di sopra, e questo qua poi lo faccio lievitare e poi lo metto nel frigo e sarà pronto per la prossima volta. Vabbè. Allora sono le 7:05, già tutto ho involnato, il pane e le scacciate. Ho messo qui il copecchio, vi faccio vedere. Visto, poi c'è il pane, le scacciate e c'è il pane. Vabbè, ora è tutto, deve
cucinare. Vabbè, ora li lascio un po', un 30 minuti, mezz'ora, perché già la temperatura sta salendo. Siamo a 50. Ora sale, vabbè, chiudo, poi ci vediamo dopo. Se si è fatto il pane, che le adesso già vado a 100. Ah. Insomma, si è fatto, vero? Va. Ok, ora riscendiamo. Buonasera. Ok. Dopo sono le 8:10. Ho uscito le scacciate e il pane. Siccome non ha riscaldato molto bene il forno, invece è venuto un pochettino, però l'ho lasciato un'ora, già si è fatto, questo è cocellato, la pastelluzza, cocellato, pastelluzza, qua c'è la più bella scacciata, bella morbida, vedi come esce il fumo, sembra il vulcano, bello, staucia, questa qua, con le patate, belle sono fatte le patate, e questa qua, va bene. Allora, dopo tutta questa fatica, dalle 3:30 che ho impastato, alle 4 ho finito di impastare, verso le 4:30 su per giù ho preparato le scacciate, nel frattempo il pane stava cominciando a lievitare e poi alle 5:30 ho acceso il forno, l'ho fatto stare un'ora. No, alle 5:30, alle 6 meno 20. Alle 6 meno 20 ho acceso il forno e l'ho fatto stare un'ora. Alle 7 meno 20, meno un quarto, l'ho pulito e ho infornato. Purtroppo non ha riscaldato abbastanza perché di solito si deve stare più di un'ora. Mi sembrava che già era riscaldato, però una volta che non si riscalda andando bene, so più che la temperatura arriva a 150 gradi quando è caldo così, invece io lo lascio un'ora come ora, però si è fatto. Se già è riscaldato arrivo quasi a 200 gradi il forno, come già lo so come è combinato il forno, perché ogni forno ha la sua cottura. A 200 gradi massimo può stare massimo mezz'ora, perché poi si brucia il pane, però già il pane si porta direttamente la cottura è bella, va bene. Questo l'ho lasciato un'ora, bello morbido, bello. Questo qua, queste sono le scacciate. Che bello ciao. Allora, stasera passiamo la vigilia di Natale qua a casa e passiamo questa bellissima serata. Ok, a più tardi.